Sono nata in autunno. Una cicogna stravagante mi ha perduto su una madre di granito millenario. Ho trovato un grembo morbido a tentoni, aggrappandomi al seno che colava più dolce e al cuore che batteva più forte la gioia dell'attesa. Mi hanno sbiancato i lividi, mani forti e sapienti, soffi di donne antiche, sciamani neri di sughero bruciato, acqua di pozzi sacri. E poi ho sorriso al risveglio in una culla di mirto quasi in frutto, di timo selvatico e lentischio che aspetta ora nuova pelle rosea. Sono nata in autunno, ma ho dentro il sole del solstizio, il sole che freme in scintille che non sanno contare e sublimano dal mio sangue l'essenza dell'isola. Cammino leggera, perdendo semi profumati ad ogni passo e canto per invitarli a germogliare. La mia nascita in Sardegna, la nascita in un'isola, quindi con tutte le contraddizioni tra il desiderio di andare e quello di collarsi ed essere isola nell'isola, credo sia stato e sia tuttora l'elemento essenziale della mia vita e della mia creatività. Soprattutto la nascita nel cuore dell'isola, in Barbagia, in quello che amo chiamare il mio villaggio, nella regione più nascosta e protetta e fiera a distanza di secoli della resistenza ai vari colonizzatori. E poi certo il mio desiderio inconscio di mare e quindi l'adolescenza e in fondo anche la maturità in bilico fra la terra delle radici e la città delle fronde, come amo chiamare Cagliari, in una immaginaria evoluzione della mia vita come un albero. Ovodda e Cagliari mi appartengono entrambe profondamente, si completano dentro di me con un'armonia perfetta. Ovodda, il mio paese, mi ha regalato una relazione privilegiata con la natura e mi ha regalato anche legami familiari fortissimi, soprattutto quelli potentissimi del femminile, con mia madre, le sue sorelle e cugine, che ancora oggi passano i pomeriggi estivi tutte insieme a intrecciare fili e parole nel cortile della loro e della mia infanzia. E poi Cagliari, la città che apre all'altro da sé, alla comunicazione, col mare che mi affascina e un po' mi spaventa, perché varcarlo è come tagliare ogni volta un cordone umbilicale. Essa mano sempre tenta, pur ando non meses, o criadas as alerta y no me currien sulle puzzichertas, paraulas de conforto escritas in versos appaian su disterro da un mondo e non conosco pros. Tu sei un amico raro della atta. Per curarmi dai mali d'amore, dai mali del mondo, però torno sempre alle radici, torno alla mia pietra ventre di donna, quella dove da bambina inconsciamente giocavo a nascere, infilandomi dal retro al suo interno e attraversando la sua apertura a forma di vulva. Da adulta certo non riesco più a passarci, quindi lo faccio simbolicamente, cercando un contatto fisico, abbracciando questo ventre di roccia. E così rinasco ogni volta. È la stessa pietra che ha ispirato la mia prima canzone, Deo, che poi è quella che mi ha fatto conoscere Elena, la quale mi ha cercato e mi ha chiesto un piccolo contributo per questa giornata così speciale. In questa canzone io mi chiedo chi sono, no? Una domanda che ci facciamo tutti prima o poi. E il cuore mi risponde che sono terra, acqua, fuoco e cielo. E dentro di me in realtà questi elementi a volte si fanno la guerra, ma più spesso danzano il ballo tondo della vita, su ballo tondo della vida, come canto nella canzone.
Mentre facevo il montaggio del video, ho avuto il desiderio di fondere la mia immagine che danza tra le montagne valdesi con una foto dei miei genitori. In questa foto loro erano appena sposati e sarebbero passati tanti anni prima che io arrivassi. Eppure, in qualche modo io sento che già mi aspettavano, che io già danzavo nei loro pensieri, pure così diverse. E proprio per questo loro erano destinati a me, con tutti gli ostacoli che ha implicato nascere in una famiglia e in un luogo umano e spaziale così complesso per tutta una serie di vicissitudini. Eppure sono state proprio tutte quelle vicissitudini a darmi la sensibilità da riversare nella mia vita artistica e anche a darmi la forza per sopravvivere a questa sensibilità dalla soglia così fragile. E sono sopravvissuta tante volte, con le terapie più antiche del mondo, la poesia, la musica, il teatro, ma ancora prima con la terapia della natura. Non è un caso che Emily Dickinson sia la mia poetessa più amata. Questa relazione così particolare con la natura e con tutti gli esserini che vi brulicano mi riportano sempre al mondo incantato dell'infanzia, alla capacità di meravigliarsi tipica dell'infanzia, un'infanzia come quella che ho vissuto io, per la quale sono infinitamente grata. Quando già sentivo che il senso della vita stava anche nell'esistenza di queste e altre creature così apparentemente lontane da noi. Un'infanzia che mi ha permesso di continuare anche da adulta a emozionarmi per piccole cose, una nuvola, un fiore, il contatto con una di queste creaturine. Infatti, anche se per ovvi motivi professionali continuo a trascorrere parte del mio tempo a Cagliari, torno spessissimo in Barbagia per stare con la mia famiglia umana, certo, ma anche con quella animale, vegetale, minerale, le mie pietre, le mie creaturine, le mie erbe. Do molto spazio alla strega che c'è in me. Raccolgo le erbe, preparo gli oleoliti, respiro gli elementi, contemplo la natura. Credo che contemplarla sia già un'ottima terapia. Io sono legata alla natura, così come alla tradizione, ma nella mia vita ha sempre avuto grande spazio anche la contemporaneità. Lo dico sempre, no? Nei miei spettacoli. Io cerco di vivere sempre in equilibrio fra la tradizione e la modernità. Questa sono io, come canto in Deo. Sono la terra, l'acqua e il fuoco della tradizione e sono l'aria della contemporaneità. Anima, 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 Probabilmente le fronde del mio albero sono ancora un po' insicure se vi sto parlando da un video e non sono invece lì con voi. Spero di arrivare tutta intera a una delle prossime edizioni. Intanto ringrazio Elena perché montare e commentare questi pochi frammenti è stato comunque un viaggio istruttivo che ha avuto come meta questa piccola viaggiatrice sarda. Grazie anche a tutti voi che mi avete seguito fin qui. Un saluto da isola a isola e buona giornata della terra a tutti. tienila stretta la gioia che hai, presto tu la perderai. Non perdetelo il tempo, ragazze, non è tanto quanto si crede. Date anche tutto a chi ve lo chiede. Dopo domenica e lunedì van via le nuvole con i giorni di ieri. Guardale bene.
saprai chi tu eri e lasciala andare la gioia che hai, forse la ritroverai. Na, 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 e lasciala andare la gioia che hai, forse la ritroverai.